Ciao, sono Caterina Zanella. Io sono Nancy. Sono Matteo Cunial. Sono Lorenzo Torresan. Io sono Beatrice. Sono Anna Ziron, vincitrice del premio Giorgio Lago Juniores del 2023. Ho partecipato al premio Giorgio Lago Juniores nel 2022, arrivando prima. Secondo classificato alla scorsa edizione del premio. Ho partecipato al premio Giorgio Lago Juniores nel 2022, classificandomi terza. Ho partecipato al premio Giorgio Lago Juniores di quest'anno, classificandomi in prima posizione. Il premio Giorgio Lago Juniores è arrivato alla 10ª edizione e per questa 10ª edizione abbiamo deciso di scegliere un tema molto caro a mio padre, le Olimpiadi declinate come sfida di pace visto quello che sta accadendo nel mondo. Lui le ha vissute di persona, abbiamo moltissimi articoli scritti da lui e moltissimi altri spunti per i ragazzi. Io credo sia veramente quest'anno un tema molto stimolante. Il grande giornalista, sempre pronto al dialogo, sempre pronto allo stimolo, sempre pronto alla sollecitazione. Chiamiamo i ragazzi a cimentarsi su questi temi con i loro componimenti e riscontriamo appunto che i suoi articoli parlano ancora alla quotidianità, all'oggi. Il concorso è indirizzato ai ragazzi di quinta superiore. Per me è stato un trampolino di lancio verso il mondo del giornalismo, infatti oggi collaboro con il Corriere del Veneto. Collaboro con la testata del Gazzettino di Padova. Ho iniziato da poco a collaborare con la Tribuna di Treviso. Collaboro in maniera costante con il Corriere del Veneto. Nel 2023 mi sono potuta iscrivere all'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Per chi come me qualche anno fa ha pensato che fosse giusto istituire un premio che ricordasse Giorgio Lago, vedere la sua evoluzione nel corso di questi anni è motivo di grande soddisfazione. Se non avete ancora deciso che cosa farete dopo le superiori, che cosa vorrete studiare, approfittatene. Partecipare a questo concorso per me è stato bellissimo ed è stato un vero e proprio trampolino di lancio verso il mondo del giornalismo. Quindi, per approfittare di questa occasione imperdibile, non dimenticate di iscrivervi al bando che scade il 28 febbraio.